solito siamo abituati a questa atmosfera per Natale, invece anche nella settimana santa si vive la passione vivente, non solo il presepe vivente per Natale. Invitare anche tutto il nostro vicariato della Santa Famiglia che ha riflettuto sul tema da giardino a giardino, dal giardino della Passione al giardino della Resurrezione, che stasera vedremo con 5 tappe che ci accompagneranno i figuranti del presepe che saranno in versione Passione, gli ultimi momenti della vita di Gesù fino alla Resurrezione. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiono dunque le scritture. Gesù ci mostra che la vera libertà si conquista nella relazione, è abbandonarsi alla volontà del Padre. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. C'è una preparazione sui testi che dopo vengono montati con anche delle musiche e poi loro fanno le loro prove e cercano di entrare nel clima non natalizio ma di Pasqua. Costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo Pietro: È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Sarà il ricordo delle parole di Gesù a risvegliare la coscienza di Pietro e il viso bagnato dal dono delle lacrime accoglierà l'alba di un nuovo inizio. Pasqua non è solamente una festa che si è sempre fatto, solo una festa di testa, ma è una festa che muove il cuore, muove soprattutto anche la fede, che anche in questa occasione è possibile pregare con gli occhi, aiutati anche da diverse persone che con la loro rappresentazione, prestando la loro figura, ci aiutano a entrare nel mistero della morte e della resurrezione di Gesù. Che cos'è la verità? Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Via, via! Sono ormai alcuni anni che facciamo la rappresentazione della Passione vivente, nella quale cerchiamo di rappresentare alcune stazioni della classica Via Crucis. E chinato il capo consegnò lo spiedo. Giuda che tradisce, poi Pietro che rinnega, e Pilato che condanna e la crocifissione e per ultimo appunto c'è il sepolcro dove la Maria Maddalena vede che il Signore non c'è più perché è risorto dai morti. Rendici testimoni della risurrezione nei giardini feriti del nostro tempo, perché dove c'è stato dolore possa rifiorire la speranza.